Il Partito Democratico analizza il risultato delle europee. In Veneto è secondo dopo la Lega con il 18,94%. I risultati migliori nelle città, mentre c'è ancora molto da fare in provincia. Il caso eclatante è proprio la città di Padova, dove il PD ottiene il risultato migliore con il 31,87%, subito dietro la Lega che si ferma al 33,23%, mentre il divario in provincia aumenta con il Carroccio al 48% e i Democratici al 20%. In Padova città effettivamente siamo un'incollatura dalla Lega e questo testimonia anche un ragionamento un po' più generale. Nei centri urbani reggiamo bene, poi man mano che ci si allontana dal centro urbano cominciano obiettivamente delle difficoltà, anche se devo dire che poi il dato generale regionale è che noi saliamo di 2 punti percentuali rispetto al voto delle politiche dell'anno scorso, quindi tutto sommato buono. E di conseguenza bisogna essere più semplici nel proporre le proprie tematiche, cose che gli altri sanno fare forse meglio di noi, e quindi di conseguenza anche riallacciare un rapporto stretto con i cittadini che in qualche misura noi qualche volta perdiamo. Però vorrei vedere il mezzo bicchiere pieno e sta tutto nel fatto che siamo il secondo partito del Veneto, che il Movimento 5 Stelle è di fatto scomparso e che quindi l'unica alternativa, se non si pensa che il modo di amministrare corretto sia quello che mette in campo la Lega, sia solo quello che sa rappresentare il Partito Democratico. Nella circoscrizione Italia nord-orientale il Partito Democratico elegge a Bruxelles 4 candidati: Carlo Calenda, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. Pienone di voti per Calenda, che con quasi 275.000 preferenze risulta il secondo capolista più votato. Addirittura a Padova ottiene quasi 2.000 preferenze in più di Matteo Salvini. È la persona che ha saputo parlare più direttamente al ceto produttivo veneto, a chi non si schiacciava solo sulle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega, ma rappresentava anche un modo nuovo di rappresentare la politica. Unica veneta eletta in Europa, Alessandra Moretti, con più di 51.000 preferenze. Risulta eletta Alessandra Moretti, ma di un'incollatura supera e diventa il quinto, il primo dei non eletti Achille Variati, riconosciuto come un ottimo risultato a Vicenza e in tutto il Veneto, e poi anche Laura Puppato ancora più appena sotto, e anche devo dire che Calò, il quarto candidato veneto, si è ben comportato con 32.000 preferenze, quindi da questo punto di vista i veneti, i padovani hanno saputo esprimere quasi tutti chi andava a votare per il Partito Democratico fino a 3 preferenze.